Calceranica Civezzano. I gialloverdi riscattano la sconfitta contro il Borgo del turno precedente. L'inizio è vivace con una chance sciupata da Nicolussi. Il Calceranica pressa al quarto d'ora, passa in vantaggio con Baldessari, autore di un bel tiro in diagonale. Passano pochi minuti, Tedoldi infila ancora Strisciuglio, ma l'arbitro annulla la rete per offside. Nella seconda metà di gara mantiene il pallino del gioco la formazione di casa e al 67esimo arriva il gol che sancisce la fine delle ostilità con Nicolussi. Sbaffo trova anche la terza rete, ma il direttore di gara annulla ancora. Termina 2-0. Cauriol Telve, partita con molti gol ed emozioni. Nella prima mezz'ora le squadre si studiano, poi arrivano le reti. Apre le marcature Simone Agostini con un tiro sul primo palo, ma i neroverdi pareggiano subito con un tiro rasoterra di Giacomuzzi. 3 minuti più tardi Dal Saso segna di testa, poi la Cauriol colpisce una traversa. Nella ripresa il Telve allunga con Slompo che raccoglie un cross dalla sinistra, ma i locali reagiscono. Le reti di Rasom si tirano da fuori, di Carbone allo scadere valgono il pari. Nel recupero arriva anche la traversa di Giacomuzzi, ma finisce 3-3. Gardolo Borgo, con un gol per tempo i gialloblu tengono una bella vittoria. Il match si sblocca dopo 2 minuti grazie alla rete di Pinter che sacca un cross rasoterra di Marin. Il Borgo reagisce e sfiora il gol con un tiro insidioso di Ferrai, ma i gialloblu sono ben in partita e con Chela e Marin non trovano il gol del raddoppio. Inizia l'intervallo e pareggiano i giallorossi con Oscar Nervo che dopo una mischia la mette di testa alle spalle di Sassone. Si alternano le occasioni, ma nel finale Mici segna su punizione dai 25 metri e non lascia scampo col mano. Termina 2-1. Ortigara Lefre passa. Con un gol nel finale molto contestato, i rossoblù mantengono la vetta della classifica e provano a scappare. Nella prima frazione le squadre giocano sfruttando i lanci lunghi, ma Stefani Cincelli fanno buona guardia sulle poche occasioni capitate. Nella ripresa padroni di casa creano qualche occasione, ma non riescono ancora a essere incisivi. Il Pass ha una buona chance nel finale, poi rimane indizi per il doppio giallo rimediato da De Bertol. A tempo ormai scaduto, Bazzega insacca da 2 passi. Dopo un lancio in aria sua azione viziata da un fallo. Finisce 1-0. Pide e Fiemme, partita piacevole tra due squadre di buon livello. Gli ospiti partono bene, dopo 5 minuti passano in vantaggio con un diagonale di De Francesco. I padroni di casa soffrono e subiscono la rete di La Forgia alla mezz'ora. Astuto nel battere una punizione che sorprende Bosa. A fine primo tempo il Pine accorcia con Mattia Dondini dagli 11 metri, ma poco più tardi Turini non riesce ad allungare colpendo la traversa. Nella ripresa il Fiemme sciupa 2 chance, fallita tu per tu con Bosa. Nel recupero dopo una mischia pareggia Fontana beffando gli ospiti. Finisce 2-2. Battaro Lona all'Ases. Si conclude in parità una partita ben giocata da entrambe le compagini. Dopo un avvio a ritmi bassi e senza grosse occasioni, sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Sassudelli al 25esimo grazie a un bel tiro in diagonale che trafigge Son. Gli ospiti trovano un'immediata reazione dopo le occasioni di Ghirardello e Curtisi, pareggiano poco prima dell'intervallo con lo stesso Curtisi dagli 11 metri. Nel secondo tempo le emozioni languono, con la Lona all'Ases pericolosa con un paio di contropiedi e poco più. Si conclude 1-1. Verla Dolomitica. Le due squadre si annullano e portano un punto a testa a casa. I rossoverdi giocano una buona prima parte di gara, ma l'occasione più nitida capita sul piede di Federiva, che al termine di un contropiede calcia alto graziando Nave. Nel secondo tempo si rende pericolosa anche la compagine locale, con un cross per Thomas Pellegrini messo a lato da pochi metri. Nel finale Formula colpisce la traversa su calcio da fermo dopo le numerose occasioni create dai rossoverdi. Si muove quindi la classifica per la Dolomitica dopo la sconfitta a tavolino. Finisce 0-0. Thank you.